canzone napoletana è l'unica che accomuna le voci di tutto il mondo. Sì, te lo posso assicurare perché oltretutto la prima tournée americana, l'abbiamo già detto queste cose nel salotto che mi avete dedicato a me, con Modugno, Tajoli, Villa, Gino Latilla, cantano la canzone napoletana quando vanno a fare i concerti all'estero. Cosa significa? Significa che noi per l'Italia, noi rappresentiamo l'Italia con la canzone napoletana. Scriva sempre sta io non penso che capisco, non pensiero ma consola, la pensa sulla mente, a più belle tutte belle, non ne mai più belle. Oh, vai con tuo, vai così, vai! Oh, vita mia! Mario Da Vinci. Viva la crociera della musica napoletana, perché guardate che riesce a fare, un momento veramente importante, aggregativo di entusiasmo, di napoletanità e di umanità. E grazie a Mario Da Vinci, perché veramente è un pezzo di grande storia della canzone napoletana e soprattutto un grande uomo. Bellissima questa location dove siamo poi sul Mediterraneo, camminiamo in questo posto veramente bellissimo guardando il mare. Il tema di oggi è stato un tema interessante e devo dire anche con una grossa presenza di pubblico, con una partecipazione e un grande interesse. La domanda è questa, da un lato noi abbiamo una grande tradizione rurale, quindi abbiamo questi canti di campagna, quindi noi abbiamo il Vesuvio, naturalmente l'area vesuviana, e poi abbiamo invece dall'altra parte la canzone urbana, quello che noi chiamiamo normalmente canzone napoletana. La domanda è: ma questi due mondi sono entrati in comunicazione? Come si sono contagiati? Chi ha influenzato di più l'altro? Questa è la domanda. Naturalmente è chiaro che i canti tradizionali della zona vesuviana, quindi i canti popolari, sono naturalmente precedenti, no, a quelli della canzone urbana. Poi ci sono stati anche altri elementi, per esempio alcune danze, no? Alcune danze tipiche come appunto il canto in coppo tammur, detto comunemente tammurriata, che è una forma rituale che si canta soltanto nelle campagne. Ecco, per esempio, se noi pensiamo a uno dei brani certamente oggi più visti, più ascoltati, diciamo più tradizionali, anche più traditi nello stesso senso, è Tamurriata Nera. No? Tamurriata Nera prende appunto le forme, prende origine da questa forma tradizionale per diventare poi un canto urbano, e tra l'altro un canto che poi racconta invece una storia urbana molto complessa, una storia appunto di sovrapposizione, una storia di liberazione o come la si voglia vedere a seconda dei casi, comunque di contatto, no, fra culture diverse, quindi non solo la cultura di campagna che arriva in città, ma anche la cultura diciamo extra italiana, insomma non napoletana, che arriva in città attraverso la liberazione. Siamo
partiti da Tunisi per arrivare a Barcellona. Sì, la Spagna ormai ci attende e io sono contento di arrivare a Barcellona perché la nostra musica ma anche la nostra architettura, come tutti sappiamo, è stata molto influenzata da tutto quello che ci hanno lasciato le dominazioni spagnole. Pertanto sia la musica napoletana sia l'architettura della nostra città le ritroveremo quasi a Barcellona, con tutta la cultura e con tutto quello che ci gira intorno. Corra forte te, cerca non te fa portare, fa come hanno fatto ste, prima ne sanno aspettare. Chissà più meglio, ci perdiamo più meglio ancora la vita. Mentre l'aria ci aiuta ancora, i regali che tu respiri la vita. Allora, mare, sole e soprattutto tanta musica sulla MSC Splendida e con tanti artisti di qualità come Romeo Barbaro. Ciao, come stai? Ciao carissimo, benissimo. Noi già ne abbiamo visto in alcune performance sia col professor Scialone, i suoi dibattiti e con le sue conferenze, e poi nel tuo concerto, voglio dire, è un pubblico attento, entusiasta, che ha ascoltato un po' tutto il tuo concerto. Sì, molto attento e anzi dei brani popolari, anche dei brani che ieri sera abbiamo fatto, insomma, molto già conosciuti, portati poi all'auge della nuova compagnia, insomma, come Roberto De Simone. Noi, e comunque abbiamo riproposto questi brani che poi sono stati molto apprezzati e insomma un pubblico anche molto colto. Poi non ci dimentichiamo che Napoli è una città colta e io dirò che è la capitale della cultura. Per me stare qui e a portare la musica del Vesuvio, della mia terra, negli altri stati, tra l'altro che si affacciano nel Mediterraneo, per me è un qualcosa, è sempre un'esperienza bella.
noi diciamo una cosa, a Maronna esce nuova, e quando un canto è a Maronna come si sceglie, a giornatella sua figliola, ecco qua. Me lascia me fa spandicare, tiene l'occhio come stella, tiene la bocca come la mia, mentre sente casa mia tu mi dici amore a Dio, mentre te sto accarezzando tu scompari da niente, ma se fosse malamente t'attaccasse forte a me, e se tu sei ancora mia corro a casa mia, e se tu mi condannato resta solo e carcerato, e no me lascia, e no me fa spandicare. Continua il nostro viaggio della crociera della musica napoletana sulla MSC Splendida, in un posto molto molto bello che è appunto l'Art Gallery, con l'installazione del nostro maestro Nello Esposito, ma soprattutto con Francesco e colui, diciamo così, che è il comandante, quindi colui che ci gestisce e che ci porta avanti attraverso i mari, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il comandante Ferdinando Ponti, che salutiamo cortesemente e lo ringraziamo per la sua disponibilità. Ho avuto modo in questi giorni anche di apprezzare, ma soprattutto di gustarmi un po' di quella che è la mia passione, cioè le canzoni, le opere napoletane, perché per me le canzoni napoletane sono delle opere, sono delle poesie. Naturalmente non ci può fare altro che un grande piacere potervi ospitare anche per il futuro, per tante altre vostre iniziative. Soprattutto ho visto l'entusiasmo delle persone che avete intorno a voi. Mentre ti sto accarezzando, tu scompari da niente, ma se fosse malamente, t'attaccasse forte a me. Il signore che abbiamo qui alla mia sinistra è l'hotel manager, cioè il responsabile di tutto il servizio alberghiero a bordo. Quindi se quando fate le crociere prendete qualche etto, la colpa è anche un poco sua, perché ci prende tutti per la gola. È una delle nostre caratteristiche della MSC, la buona cucina mediterranea che offriamo ai nostri clienti. Praticamente la nostra passione da italiani e da mediterranei offrire ai clienti la prima qualità, la qualità superiore in tutti i servizi, specialmente nel mangiare. Bellissima. È piaciuta? La prima volta è la prima crociera, quindi tutto perfetto. La casa editrice Kraus ha voluto omaggiare tutti gli ospiti della crociera della musica napoletana con tanti libri, proprio per dare l'importanza che il libro merita anche in crociera, quindi leggendo, approfondendo quello che, voglio dire, la napoletanità, la cultura e tutto quello che può essere l'importanza di leggere un libro. E siamo con Roberta Beolchi. Come sta? Benissimo, ci si diverte. Siamo onorati, sono in rappresentanza, appunto, come lei ha detto, della Kraus, la casa editrice napoletana ormai già consolidata nella Campania e non solo, in centro Italia e soprattutto nel nord. Siamo fieri di essere qui come Napoli, infatti diciamo che la fornitura è in relazione a tutti i testi della storia di Napoli, della cultura, delle fotografie, e speriamo poi, insomma, di proseguire anche nelle nuove esperienze.